Ma no poco, tanto. Perché se prima andare anche a fare la spesa al supermercato si spendeva 100-150, adesso 2-2,50. È carissimo tutto. E voi in quanti vivete? Ho preso un po' di pomodori, 7 euro. Non dico altro. Sì, sì, si nota che anche proprio i generi alimentari, le cose di prima necessità sono aumentate, ecco, per cui sicuramente c'è un bel po' di inflazione in corso. Che col fatto degli aumenti del carburante, dell'elettricità, un po' ci giocano anche secondo me, dopo per carità, ma i trasporti per portare la merce qua e là va tutto a influire su tutto. Che cosa secondo lei è aumentato più di altri prodotti? Un po' tutto, pasta, cose di prima necessità, frutta. Io una volta riuscivo a fare una spesa collettiva, visto in 3 settimane facevo una bella spesa grande, 200 euro riuscivo magari a fare, adesso no. Adesso ogni 10 giorni sono comunque 200 euro. È aumentato di sicuro, sì sì, è proprio l'inflazione purtroppo per noi. Quindi sceglie il mercato. Scelgo il mercato, sì, perché comunque è più conveniente. Il carrello della spesa ha subito un pesante aumento rispetto allo scorso anno, sono concordi tutti i cittadini. C'è stata una flessione, ci hanno raccontato, anche per quanto riguarda le vendite al mercato. E anche la grande distribuzione ha cominciato ad avere una grande flessione di consumi, perché la gente non ce la fa più. Lei l'ha vista questa flessione? Sì, da noi guardi, lasciamo perdere Marostica che è il mercato che la segna più di tutti, non so per quale motivo, perché c'è gente sì che gira, ma che non compra. Però Marostica abbiamo avuto un'inflessione, diciamo, da settembre, ottobre dell'anno scorso adesso di circa un 30%.